Buongiorno e benvenuti, ben svegliati a 7 in punto. Questa mattina parliamo di agricoltura veneta, un settore che ha una valenza, un valore, un'importanza per quanto riguarda la regione Veneto davvero notevole. Per parlare di agricoltura veneta, di quelle che sono le criticità, di quelle che sono le opportunità, di quelle che sono le eccellenze, qui con me ho questa mattina Daniele Salvagno, presidente Coldiretti Veneto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, ben alzati. Un neopresidente potremmo dire, no? È solo qualche mese che lei ha assunto la carica di presidente di Coldiretti Veneto, imprenditore veronese, giovane e soprattutto con una mission, se ho ben capito nelle due parole che abbiamo fatto prima di incontrarci, quello di dare una visione moderna all'agricoltura veneta. Che cosa intende per visione moderna? Sì, penso che il mio ruolo sia stato scelto dalla compagine, veramente dalla base, perché siamo stati eletti da 100 presidenti di zona e quindi è oltre che essere un orgoglio, è anche un dovere verso l'agricoltura ed è quella di portare la nostra esperienza, quella di un'agricoltura che non è più l'agricoltura tradizionale di famiglia fine a se stessa, ma è quella di un'innovazione sempre di più del prodotto, perché oggi si parla di cibo, di alimentazione, si parla di naturalezza del prodotto che vogliamo consumare. Quindi questo penso che sarà il futuro dell'agricoltura. Quindi l'invito è quello di tutti i giovani che devono imparare a trasformare un prodotto che si addice per l'alimentazione di oggi. Non si può pensare di fare la polenta che si faceva una volta, bisogna fare la monodose per l'evoluzione del mangiare della quotidianità Quindi moderna. Coltivare il prodotto secondo tecniche antiche, ma offrendolo con servizi moderni, oppure prendere spunto dalle tecniche antiche genuine e innovarle sì, per migliorare ancora di più la qualità del prodotto? Sì, direi che bisogna mantenere le nostre caratteristiche, origini, veramente quello che ci hanno tramandato è il nostro sapere e quindi questo ne dobbiamo fare tesoro, ma non ci dobbiamo fermare a presentare il piatto come si faceva una volta, ma bensì con quello che è l'evoluzione, perché oggi la metà delle persone mangiano fuori, non si trovano più a pranzo in famiglia a mangiare all'una, quindi dobbiamo cercare che l'agricoltura crei dei prodotti adatti per un fast food, per un mangiare anche quotidiano, veloce e sano. Che non sia un junk food però. Assolutamente io dico, in tutti gli uffici che vado voglio trovare una catasta di mele. Abbiamo il problema delle mele che le lasciano a terra perché non sono convenienti. In tutti gli uffici che abbiamo mettiamoci la cesta di mele. Questo vuol dire salvaguardare la nostra agricoltura, creare innovazione e perché no, una mela al giorno toglie il medico di torno. Il fatto che sia stato eletto un presidente regionale che arriva dall'area del Veronese, l'area scaligera, che ha una tradizione agricola molto solida, ha delle eccellenze, l'amarone, l'olio, eccetera, però che era un pezzo, no? Che in qualche modo non aveva il ruolo di coordinamento. C'è anche una nuova visione dell'agricoltura veneta perché insomma, siete all'estremo occidente, no, della regione. Beh, vorrei dire che siamo a nord di un'Italia che è stretta e lunga e quindi siamo presi un po' come esempio noi veneti e Verona non da ultima ha queste eccellenze che se noi guardiamo la granaria, la borsa merci sono veramente rivalutate perché l'olio ha la quotazione più elevata d'Italia, l'amarone si sa che è un vino blasonato altrettanto quanto il prosecco piuttosto che altri vini importanti che abbiamo sul nostro territorio veneto e quindi penso che siamo tenuti come l'esempio, la pietra miliare da seguire. La nostra azienda è un'aziendina che da piccoli siamo diventati grandi mantenendo le radici, mantenendo la tradizione, mantenendo la qualità e siamo riusciti veramente a dare al consumatore finale un prodotto che ha dietro a sé
1000 produttori olivicoli che alla mattina si alzano, raccolgono l'oliva e quindi è parte integrante della nostra famiglia, è una famiglia a tutti gli effetti e questo ruolo spero che sia anche Coldiretti, nel senso che io mi sono sentito veramente accolto come una grande famiglia e spero che la nostra azienda venga presa come esempio per tanti giovani che si trovano con l'azienda di famiglia, col padre, cosa facciamo? Abbiamo sempre fatto granarie, il seminativo non viene ben valorizzato per quello che è. No, dobbiamo trasformarci, dobbiamo innovare, dobbiamo crescere, quindi creiamo la barretta di cereali per dare un prodotto sano, integro e a chilometro zero al nostro bambino che va a scuola tutte le mattine mangiando sano una barretta di cereali fatto magari anche dall'azienda sotto casa. Questo penso che sia la vera agricoltura del domani. Insomma. Lei parla di innovazione in termini di prodotto. Fino a qualche tempo fa, mi corregga se sbaglio, per innovazione nel settore primario si intendeva associare altre attività, no, a quella della coltivazione del prodotto. Invece lei oggi punta a dire il prodotto ce l'abbiamo, ma bisogna presentarlo, trasformarlo inappetibile, ma che sia un'appetibilità sana. Assolutamente sì, perché la trasformazione in Italia è la più sicura, la più genuina e la più controllata del mondo. Lo sappiamo tutti perché abbiamo 1 milione di controlli, dall'US ai NAS, repressione frodi, ai forestali, quindi l'agricoltura è stracontrollata, quindi possiamo dormire sonni tranquilli che siamo in un ambiente sano e salubre. La cosa bella è che dobbiamo saper prendere questa materia prima che produciamo noi nel nostro territorio e la portiamo edibile nella confezione, nel packaging, nell'occasionalità. Cioè dobbiamo cercare di innovare per creare un prodotto che sia veramente appetibile al consumatore. Io vorrei aggiungere anche un prodotto appetibile al consumatore ma che arrivi realmente nelle tavole dei consumatori e ci sono 2 ostacoli primari. Spesso e volentieri finiamo per acquistare prodotti esteri, vuoi perché non leggiamo con attenzione o vuoi perché comunque hanno un costo più accessibile e vuoi li troviamo magari nelle catene della grande distribuzione dove la convenienza, tra virgolette, spesso può essere cattiva consigliera. Come fare a raggiungere un prodotto di qualità italiano, sano e a costi accessibili? Perché insomma non siamo usciti dalla crisi economica. Assolutamente sì, la crisi c'è, ma il costo alla produzione delle materie prime sono veramente irrisorie. Quindi noi dobbiamo cercare che le nostre filiere siano le più vicine al nostro consumatore, la grande distribuzione, soprattutto quelle più attente, ci sono sul pezzo. Quindi non fa fatica a rapportarsi con la grande distribuzione? Bisogna creare informazione, creare cultura e soprattutto quel grado di responsabilità nel dire guarda che tu stai comprando del prodotto che non va bene, bisogna lavorare. Quindi il consumatore? Assolutamente, bisogna che Però sensibilizzare. il consumatore deve sempre fare i conti col portafoglio. Lo so, però anche, voglio dire, anche il buyer della catena di distribuzione, se lo sensibilizziamo e diciamo compra il prodotto del nostro territorio perché fa bene alle nostre aziende agricole del nostro territorio, ma fa bene anche al tuo consumatore del domani. Quindi dare un prodotto sano, integro e del territorio è dare valore, PIL al nostro Veneto. Però bisognerebbe avere una impostazione etica che non è sempre amica del marketing. Lei è esperto in questa materia. Mi chiedo, da imprenditore e da rappresentante di tanti imprenditori, come fare a far arrivare questo prodotto d'eccellenza? Perché se lei da una parte dice agli associati, ai giovani, investiamo, trasformiamo, facciamo prodotti, poi però in qualche modo deve arrivare al consumatore. Riesce a convincere anche le catene, diciamo così, low cost a investire in questo prodotto, oppure gli oneri che vi chiedono queste catene, perché uno deve sempre fare ricavo e guadagno, che tipo di ostacoli trova? Perché
non sono tutti magari dei, certo, dei pionieri o dei benefattori o esatto, dei salutisti di base. Come in tutte le cose ci sono le prime marche e poi ci sono gli outlet, però negli outlet si possono trovare dei prodotti di firma, di qualità, di eccellenza. E poi la firma non è sinonimo sempre di garanzia, di no? garanzia, perché la firma magari è una multinazionale e chissà da dove certo, arriva. ma noi qua stiamo parlando di alimentare italiano e quindi l'alimentare italiano è già una garanzia di qualità e quindi trovare un prodotto nell'outlet a un prezzo dimezzato veramente è un'occasion, è una forma veramente di dare una mano sia al consumatore che magari non si può permettere determinati acquisti, ma nello stesso tempo anche l'agricoltore che magari in eccedenza di prodotto, piuttosto di lasciarlo in campagna o piuttosto di svenderlo, dice beh, vediamo di dare questa opportunità anche al consumatore finale, perché questo è un modo anche per far conoscere il prodotto. Nel momento in cui mi ha assaggiato una Granny Smith e mi dice Madonna che buona questa mela, la può comprare, conoscerla e poi comprarla durante anche l'arco dell'anno. Quindi sono delle piccole sfaccettature che sia l'agricoltore che la grande distribuzione deve mettere insieme le proprie energie, le proprie forze per far far conoscere il consumatore quante belle produzioni abbiamo nel nostro territorio. E vino, olio, formaggi, confetture, cereali, riso, ne abbiamo di tutti i colori. Potremmo vivere nella piena autonomia di casa. Lei però non ha citato un comparto, mi rendo conto che insomma ha assunto la presidenza solo da qualche mese e io vorrei insomma con lei attraversare quelli che sono i nervi scoperti in questo momento dell'agricoltura veneta. Parliamo, credo, l'allevamento, quindi il latte. Ecco, che situazione ci può delineare e come intende intervenire? Allora, noi stiamo puntando perché ci sia una tracciabilità anche del latte. Non è possibile che non si possa sapere la tracciabilità del latte nel momento in cui entra nella latteria. Quindi nell'olio abbiamo fatto una serietà di precisione. Abbiamo creato il SIAN, entra X olive, esce X olio. Non ci può essere olio italiano se non è prima prodotto dagli italiani olivicoltori. Lo stesso per quanto riguarda il latte. Perché lei dice che il latte in qualche modo viene mescolato? No, io sto dicendo che non c'è una tracciabilità vera e seria, quindi oggi c'è bisogno di un'attenzione minuziosa su quanto latte entra e quanto latte viene confezionato. Però è vero che non è sufficiente la produzione interna per il fabbisogno interno del latte, magari per l'olio. Ma daremo l'opportunità di scegliere un latte che costa 1,50 € da un latte che costa 0,90 €. Questa è un'opportunità perché un latte da 1,50 € alla produzione fatto da mucche allevate in Italia, alimentate con un'alimentazione italiana, penso che ne valga la pena per i nostri ragazzi. E dove avviene il passaggio oscuro? Perché io sono magari un allevatore, conferisco il mio latte, sono un allevatore locale, le mie mucche locali, lo conferisco in latteria. Dove succede che poi nella fase sanzionatoria? Perché nel momento in cui si è creata la legge c'era un gap di differenza tra il latte italiano e il latte estero che proveniva dall'estero, c'era un gap di differenza di 20 centesimi. 20 centesimi. Non è possibile che dopo 6 mesi, dopo un anno dall'entrata in vigore di questa legge, ci sia stato l'allineamento, quindi il latte italiano vale uguale al latte estero. Questo vuol dire che si crea confusione. Noi dobbiamo creare... Cioè si fanno delle aggiunte, si mescola? È questo che mi sta dicendo? Sì, direi che non c'è quella tracciabilità vera e quindi io invito tutti a leggere in etichetta il 100% italiano e dire questo latte qua, ma è vero italiano e ribadirlo questo concetto. Se c'è scritto 100% italiano siamo sicuri che è 100% italiano? Bisogna che lo sia e questo è una forma anche di responsabilità che abbiamo nei confronti del consumatore per dire a gran voce e anche verso gli allevatori, perché oggi mungere le mucche vuol dire mungerle sabato, la domenica e il lunedì, quindi non c'è festa, non c'è festivo, quindi questo è un valore aggiunto che diamo ai nostri allevatori. Diamoci il valore che serve al nostro latte, ai nostri formaggi,
non allo sbiancato, ma al parmigiano, al grana padano, al piave. E questa legge di tracciabilità esiste in Italia o si perde nel momento che finisce in Europa? Siamo i più tracciati in assoluto. Il problema è che dobbiamo far valere le nostre leggi in Italia. Quindi servono, lei mi sta dicendo, servono delle sanzioni per chi sgarra? Assolutamente che invece sì. sanzioni in questo momento non ce ne sono. Il problema è che c'è questa voglia, vogliamoci tutti bene, siamo tutti europeisti. E quindi chiudiamo un occhio e anche tutti e due? Però secondo me invece bisogna saper dare i nostri giusti valori per la dignità di essere un agricoltore. Senta, mi sembra che il CETA, che c'era questo spauracchio, in qualche modo è stato... Si è calmato, ecco, che come vede anche l'agricoltura veneta, l'agricoltura nazionale in un ambito europeo, e quale peso può avere l'Italia o il Veneto in Italia, visto che c'è un sottosegretario veneto all'agricoltura? Che tipo di prospettive... È stato un grande bel biglietto da visita. Ecco, di opportunità si aspetta? Io direi che bisogna valorizzare le denominazioni d'origine protette. L'Italia è il paese con il più alto numero di denominazioni IGT e DOP. Ci sarà un motivo, ci sarà un punto di orgoglio, perché vuol dire che ogni regione che andiamo c'è una denominazione, c'è un qualcosa che contraddistingue quel territorio. Andiamo a Reggio Emilia e troviamo il parmigiano reggiano, andiamo a Verona, Mantova, troviamo il grana padano, andiamo ad Asiago e troviamo il Piave, il Monte Veronese su Verona. Cioè, non a caso c'è anche un fenomeno di contraffazione. Ecco, quindi cerchiamo di valorizzare e tenere sostenute queste nostre peculiarità, che ce le abbiamo solo noi, sono invidiate in tutto il mondo. I francesi se lo scordano ad avere tutti i formaggi che abbiamo noi, i tedeschi se lo scordano di avere il latte buono come ce l'abbiamo noi, e gli spagnoli se lo scordano di avere l'olio buono come noi. Quindi queste sono veramente delle realtà che lo possiamo veramente dire a gran voce. Abbiamo delle eccellenze tracciate, certificate, e poi le denominazioni non diciamo che sono buone perché lo dice il produttore, lo dice un CSQA, un ente di certificazione terzo, che è un emandamento della regione che va a certificare la filiera, la produttività, se il produttore ha fatto bene il suo lavoro, se quelle bottiglie sono realmente le 10.000 bottiglie di quei 100 quintali che sono entrati. Quindi questa certificazione c'è, noi la dobbiamo consumare, esigere e comprare. Se invece diciamo no, guarda, sull'olio cerco di comprare l'olio che costa meno, abbiamo dato voce a quelli che vogliono creare confusione. Invece dobbiamo esigere prodotti originali, tracciati e certificati. Però il consumatore, mi scusi se io torno sempre alla solita questione, compra o è costretto a comprare in alcuni casi il prodotto che costa meno. State pensando in qualche modo di... lei prima l'ha un po' anticipato attraverso le offerte, attraverso le promozioni, attraverso magari promuovere appunto un prodotto di qualità non che ci possa essere, non so, nel caso suo dell'olio, un olio di serie A o di serie B, ma magari delle opportunità che permettono di acquisto, in modo da creare anche una politica di diffusione del prodotto. Magari io potrei dire, invece che bere 2 cucchiai d'olio, ne bevo uno migliore, però non tutti ragioniamo alla stessa maniera, o non tutti possono ragionare allo stesso modo. Penso alle famiglie che... No, ma è giusto questo. Spendiamo tanti soldi per tante stupidate e poi magari ci soffermiamo se l'olio costa un po' di più o il formaggio costa un po' di più. Per fortuna siamo ancora liberi di decidere come spendere non parliamo della soldi. Telefonia, cosa costa un telefono. Ecco. Però vabbè, regala emozioni, regala connessioni, cioè non possiamo entrare nel merito poi delle scelte personali. Esatto, però il settore alimentare è un settore di grande importanza. Quando mi dicono che un bambino ha le intolleranze, comincia a grattare perché ha le allergie, bisogna che cerchiamo di puntare sulla qualità di quello che gli diamo da mangiare ai nostri ragazzi. Quindi queste sono le nostre generazioni del futuro. L'innovazione che parlavo prima è che i nostri agricoltori del domani devono creare formazione al consumatore per dire: ti do un prodotto sano, genuino e tracciato. Questo poi c'è l'opportunità di acquisto al minor prezzo, sicuramente ci può essere, perché è un modo per far conoscere il prodotto. Io veramente a volte mi soffermo nell'acquistare determinati prodotti che hanno
l'occasione, ma ne vado a verificare l'attendibilità e la qualità prima di comprarlo. Quindi se il prodotto è sano, è certo di essere un prodotto originale, di qualità, ben venga anche l'occasione. Questo penso che sia furbizia nel consumatore, nel saper scegliere, nel saper leggere e non farsi bindolare. Ecco, questo penso che sarà il rapporto che dobbiamo avere tra il mondo agricolo e il mondo del nostro consumatore. Una volta eletto, suppongo che da ogni territorio del Veneto qualcuno abbia presentato la lista delle cose che non vanno. Ci può fare, sempre nei limiti, una radiografia dell'agricoltura veneta in questo momento e dire come pensa di in qualche modo intervenire? Allora sono stato eletto a gran maggioranza perché io parlo sempre bene della nostra agricoltura, ma perché sono positivo di mio. Sì, però ci saranno dei problemi. Sicuramente ci sono dei problemi, ci sono sicuramente e piano piano che vado avanti nel mio mandato li vedo e cerchiamo uno alla volta di risolverlo. Però la nostra agricoltura gode comunque di un fiore all'occhiello rispetto alle agricolture nel mondo, perché veramente abbiamo quell'attenzione e quel saper vivere che è diverso, non c'è niente da fare. Lei provi ad andare in India, lei provi ad andare non tanto in India, ma provi ad andare in Portogallo o nella Bassa Spagna piuttosto che in Grecia. Sì, ma fatta salva la qualità. Lei prima citava i giovani ma la qualità anche è un lavoro sostenibile. Sì, direi di sì. L'agricoltura del futuro è del presente? Sì, ma anche del presente. Io direi che devo essere ottimista, nel senso che abbiamo la difficoltà nella manodopera. Questa è una difficoltà. Di che tipo di difficoltà? Perché la gente non si piega più. Il problema è che l'agricoltura ci sono a volte 30 gradi al sole o a volte ci sono Quindi le giornate ricorrere ad immigrati è condizio sine qua non? Io direi che invece la nostra agricoltura deve anche avvalersi delle nostre esperienze. Sì, però c'è anche chi sfrutta i fenomeni del caporalato, eccetera, eccetera. Io direi che siamo in un paese felice, il nostro, nel senso... Sono episodi isolati? Sì, e anzi cerchiamo... Cioè lavorare in agricoltura ti permette di vivere adeguatamente? Direi che si vive in aperta campagna, in un ambiente sano e salubre. Io invito chiunque a essere assunto da un agricoltore, perché non c'è altro più bel stipendio di vivere all'aria aperta. Però non c'è limite di orario o questo vale solo per il titolare dell'azienda? Il titolare dell'azienda lavora 15 ore, si sa. Però è un tutt'uno con la terra. È un tutt'uno perché deve iniziare, per scelta, credo. Sì, penso per la passione del voler essere sempre... paura sempre... che la terra vada via se lui si assenta un attimo. Però guardi che secondo me invece è un bel lavoro e quindi dovrebbe essere riscoperto. Nei giovani agricoltori, gente che si apre alla partita IVA per poter dedicarsi all'agricoltura, si vede veramente dell'entusiasmo, ma anche essere dipendenti di un agricoltore non è faccio il contadino. No, assolutamente faccio l'imprenditore agricolo e creo valore aggiunto al prodotto alimentare. Quindi questo secondo me dobbiamo veramente... Io ho 2 ragazzi giovani che ho preso dalla scuola, tutti e 2 periti agrari di 2 istituti di Verona, e gli ho detto: tu domani sarai winemaker all'interno di questa azienda e farai il settore del vino. Tu sarai oil maker, chiamiamolo così, e cercherai di creare il meglio dell'oliva del tuo territorio. Si sono adoperati per fare i potatori, si sono adoperati per... Ma ci vuole anche conoscenza e competenza. Assolutamente sì, ma gli ho affiancato anche il pensionato, che era la vecchia generazione, e gli ho detto: guarda, dagli una mano, mettigli un occhio di riguardo, insegnagli, adoperati per insegnargli quelle che sono le nostre tecniche di lavorazione e di coltivazione. Le persone con esperienza lasciano volentieri spazio ai giovani, perché un po' c'è questa idea che insomma, le imprese agricole a conduzione familiare... C'è una giusta convivenza, io direi il giovane che assorbe il sapere del vecchio, del pensionato, e non a caso il mondo dei voucher è stato un mondo molto attento, ma perché deve essere un'opportunità per sentirsi utile anche e soprattutto nelle occasioni di raccolta, di potatura. Questa deve essere quella guida maestra per far crescere i giovani e per adoperarli in agricoltura a tempo pieno nelle loro 8 ore
in maniera in regola assoluta, perché perché oggi come oggi è importantissimo, perché dobbiamo essere seri, dobbiamo essere ligi anche nel nostro lavoro e anche nel volerci bene. C'è spazio per nuove coltivazioni o forse in Veneto è stato talmente urbanizzato, spesso ci sono aree con capannoni, no? C'è stato un momento in cui che possono in qualche modo essere recuperate, ad esempio penso alle zone del Prosecco, c'è chi pianta la vigna anche, non lo so, nel terrazzo di casa, visto che comunque c'è anche l'export, no? Che dà buoni riscontri. Penso che sia un valore aggiunto del nostro territorio. Quindi... Ma secondo lei c'è ancora spazio? Sì. Bisognerebbe tornare alla terra, nel senso eliminare un po' di cemento? È difficile eliminare quello che si è già creato, però... Anche perché il terreno non è utile per le coltivazioni. Esatto, però il fatto che una vigna venga piantata anche dietro la chiesa del paesino, questo è un segno che l'agricoltura avanza. Si sta piantando delle coltivazioni a delle quote così elevate che i nostri vecchi dicevano impossibile che un vigneto, un oliveto venga a queste riside temperature, e invece l'agricoltura è un'agricoltura veramente innovativa che osa, che cerca di essere aggressiva anche nel territorio, cerca di creare sostentamento nelle zone anche più disagiate. Per la montagna che cosa state facendo? No? Che c'è questo... Ne facciamo di tutto e di più. Io ho un'amica che ha fatto lo zafferano di montagna. Perché poi l'agricoltura in montagna diventa anche presidio, no, del territorio. Ma non solo, ma poi diventa un po' un associarsi al mondo degli chef e dire usa il nostro zafferano del nostro territorio. È imprescindibile la produzione dalla ristorazione, è questo il canale? Secondo me il ristoratore, e questo parlo da proprietario di ristoratore o anche da chef, deve avere... Lei fa anche lo chef? No, però abbiamo una locanda dell'orificio a Mezzane e quindi abbiamo creato... tutta la filiera, l'intera filiera? Assolutamente sì, anzi invito a farsi le bruschette alla locanda perché è importante. Sto facendo promozione, eh? No, devo tagliarla. Assolutamente. No, però ecco, è fondamentale che lo chef si vada a prendere i prodotti del territorio, andarsi a prendere le erbe officinali, andarsi a prendere le insalate del territorio e il cavolfiore nel periodo... deve partire la mattina presto per fare la spesa. Lo chef non deve mica lavorare dalle 11 all'1 e dalle 6 alle 8, lo chef è lo chef a tutto tondo, diamogli valore aggiunto, lui ha un'esperienza e un bagaglio veramente di conoscenza importante, noi dobbiamo assorbire il suo sapere e cercare di essere l'agricoltura del domani. Se lui mi chiede una patata coltivata biologicamente in una determinata imbolca perché quel territorio si presta e io gliela faccio, gliela coltivo e gliela rendo esclusiva per lui. Questo secondo me... io torno al consumatore, quello che magari non frequenta i ristoranti o li può frequentare una volta ogni tanto. Come fa il consumatore normale a poter accedere a questi prodotti non avendo il tempo di farsi una bella gita tra i posti meravigliosi del Veneto? Ci sono mercati? Cosa state pensando? Noi abbiamo come coltivatori, come Coldiretti, abbiamo la rete più bella Campagna Amica. Che abbiamo Campagna Amica, con questi agricoltori che si presentano e ci mettono la faccia e gli dicono guarda oggi ho prodotto questo e lo puoi comprare direttamente nella mia bancarella. Chiedete il massimo della trasparenza, chiedete il prezzo chilo, è importante, ma chiedete sempre che la produzione sia del produttore, ma è come lo è, e questo penso che sia un veicolo importantissimo di andarsi a prendere il sabato il prodotto direttamente sotto casa. Ma la cosa bella è anche che dico sempre ai nostri produttori: fate il passo più in là, unitevi e cercate di andare anche nella grande distribuzione a proporvi. Bisogna farsi sulle maniche, andare con la valigetta e dire noi siamo produttori di bietole, siamo produttori di patate, siamo produttori, e proporsi, perché non bisogna essere solo bravi a produrre, bisogna anche sapersi proporre. Anche perché proporre. poi è nella GDO che alla fine tutti andiamo negli orari più incredibili e sì. Vedremo poi che cosa cambierà. E quindi, ecco, io invito il consumatore a chiedere al banconiere: ma quel formaggio lì chi l'ha prodotto? Una volta? Sì, quell'insalatina lì viene qua a chilometro zero. E verificare.
e verificare. Un'ultima cosa, 10 secondi, con le altre associazioni di categoria che tipo di rapporto c'è? Beh, noi nel Veneto e soprattutto Verona abbiamo veramente un ottimo accordo, perché siamo sempre andati bene, perché vogliamo fare gli interessi dei nostri agricoltori. Non ci interessa se è un associato di Coldiretti o di Confagricoltura, assolutamente. Noi da presidenti dobbiamo essere i presidenti dell'agricoltura. Quindi con strategie comuni? Assolutamente sì, con le nostre differenze che possiamo avere nelle sfaccettature, ma l'interesse dobbiamo farlo della nostra agricoltura, quindi niente divisioni, grande unione per creare l'agricoltura del domani. Io ringrazio Daniele Salvagno, presidente Coldiretti Veneto, l'ottimismo lo accompagna, non sono tutte rose e fiori, ma abbiamo visto che c'è anche qualche ombra, quindi lo aspettiamo quando sarà più entrato nel merito del suo ruolo per spiegarci magari dei temi specifici e le eventuali risoluzioni. Assolutamente sì. Grazie a voi per averci seguito, torniamo domani mattina con 7 in punto, arrivederci, grazie.